Questo programma vi è offerto da Confartigianato Udine Servizi Srl. Buonasera, ben trovati a Meteo Weekend. Dunque, dopo i temporali di ieri sera, qualche pioggia anche stanotte, poi il cielo si è aperto, una bella giornata di sole con temperature intorno ai 30 gradi, davvero bella, con il cielo limpido. Ne parleremo dopo nell'ampio spazio dedicato alle previsioni del tempo, ma io ho qui fra le mie mani un libro, adesso vediamo un po' se si potrà inquadrare, eccolo che scende la telecamera, ecco qui, Rettili del Friuli Venezia Giulia. Un libro che è una interessantissima raccolta di informazioni sui rettili che popolano la nostra regione, curato da Tiziano Fiorenza, editrice Coel di Udine. E Tiziano Fiorenza è qui con noi oggi in studio. Buonasera Tiziano. Ecco, diciamo partiamo dal libro in realtà per parlare proprio dell'argomento dei contenuti, ma in realtà per parlare della popolazione di rettili che abbiamo in regione. Intanto la prima domanda: come siamo da questo punto di vista nella nostra regione? Diciamo spesso che è ricca, no, di specie anche in questo senso? Assolutamente, i rettili rispecchiano questa grande ricchezza di biodiversità che abbiamo nel nord-est Italia. Abbiamo 28 specie, di cui 24 sicuramente autoctone, una forse autoctona che è la testuggine di terra, la testuggine di Hermann, e invece 3 specie introdotte, una è la testuggine palustre americana, quella che si tiene normalmente negli acquari, e le altre 2 sono 2 specie di gechi che sono stati importati in modo attivo o passivo, insomma con materiali per giardinaggio, materiali di edilizia, e grosso modo si trovano proprio nelle zone di liberazione, cioè nelle grandi città e nelle zone costiere. Ecco, diciamo che quindi non è solo legato, non so, al cambiamento del clima, un po' no, caldo, in questo senso no, è legato alla globalizzazione del mercato, esatto. Ecco, comunque il geco riesce a sopravvivere. Ci sono 2 specie di gechi, sono mediterranei. Ecco qua intanto, questa è la locandina riferita al libro. Con questo libro dei bimbi all'inizio. Esattamente, abbiamo interessante queste le foto delle bimbe con i serpenti, proprio perché nel libro noi abbiamo voluto tentare di smitizzare le troppe leggende che circondano questa categoria di vertebrati, cioè i rettili praticamente sono sempre temuti, eccessivamente temuti, ma soprattutto intorno a loro ci sono un sacco di leggende metropolitane che puntualmente, soprattutto durante l'estate, si leggono purtroppo anche sui quotidiani, che sono praticamente quasi tutte prive di fondamento. La prima fra tutte, per far conto, è l'aggressività che questi animali avrebbero nei confronti della specie umana. Ecco qua una vipera marasso dell'alta montagna, a cui praticamente anche in questi giorni abbiamo visto più e più articoli sui giornali che attribuivano delle morsicature, delle punture di insetto proprio a misteriosi vipere che avrebbero morso l'escursionista in modo così misterioso. Sì, tra l'altro la vipera è solo una, sì, uno tra i rettili. Noi abbiamo 3 specie di vipere ed è questo un altro fattore, diciamo, di arricchimento, non certo di temore, della nostra regione. Noi abbiamo la vipera al corno, che è proprio delle zone rocciose della nostra regione, il marasso, che è la tipica vipera di montagna, e poi abbiamo la vipera comune che invece vive nelle zone di pianura, di zone di collina prealpina. Ecco, poi la nostra ricchezza in termini di rettili è dovuta anche al fatto che noi abbiamo praticamente l'incontro di 3 regioni biogeografiche in Europa, che è la penisola italiana, la penisola balcanica e il centro Europa. E come abbiamo visto prima con le immagini che scorrono, vediamo questa grande varietà di lucertole, di serpenti, proprio che rispecchiano questo origine diversa che proprio nella nostra regione si sovrappongono, quindi praticamente questa guida vuole anche aiutare l'escursionista o l'appassionato o colui che si approccia a vedere questi animali con occhio diverso anche a riconoscere le varie specie e la loro storia. Ecco, tra l'altro nella parte finale del libro, ne stavamo guardando proprio poco fa, c'è anche una sequenza di immagini con la ripresa della testa per cercare di riconoscerle. Nella parte finale del libro abbiamo tentato in modo semplice
proprio con delle immagini, con delle piccole freccettine o evidenziando alcune particolari dell'animale, di discriminare una specie dall'altra in modo facile, senza diciamo diventare matti, ma tentando di capire con che animale abbiamo a che fare. Una cosa utile che posso consigliare per tutti, che adesso va di moda, quella che si chiama la Citizen Science, cioè la scienza dei cittadini, e ci sono delle piattaforme, una di queste è Ornitho si chiama, in cui noi possiamo praticamente anche segnalare o chiedere che animale abbiamo visto. Insomma, questa è una cosa, un bel modo da parte degli escursionisti della popolazione di partecipare a queste raccolte di dati sul campo della nostra regione. Ecco, noi tra un po' vedremo tra l'altro anche delle tartarughe. La tartaruga è anche sulla copertina del libro, come avete visto prima, sì. Non ci sono solo le vipere, ma ci sono i gechi, le lucerte, tante altre, e le tartarughe, sì, che tra l'altro sono un animale, ecco, voglio dire, che risulta simpatico a tutti, no? Sicuramente. La tartaruga però è propriamente marina, no? Noi abbiamo la tartaruga carretta, che è abbastanza diffusa già in questo periodo nelle nostre coste, e la tartaruga franca, che è una specie erbivora di cui abbiamo un solo dato negli anni recenti. L'animale ritratto nella foto in realtà è una testuggine palustre europea, cioè il nome corretto delle testuggini di terra è tartaruga di terra, è testuggine palustre europea, che è praticamente un'alta preziosità della nostra regione, nel senso che è un animale comunque raro, estremamente diminuito in tutta Europa, ma che la nostra regione ha ancora dei contingenti interessanti, soprattutto nella fascia costiera e a sud della linea delle sorgive, con popolazioni localizzate anche nei colli morenici. Ed effettivamente è un animale simpatico e insomma non può non essere gradito a tutti quanti. Ecco, facilità di incontro con questi... Ma non è facile, no. Innanzitutto comunque il periodo migliore è soprattutto quello primaverile, proprio al fine dell'inverno, inizio della primavera, quando la vegetazione ancora non è cresciuta abbondantemente e gli animali, uscendo fuori dal letargo invernale, sono ancora lenti nei movimenti. Quindi praticamente percorrendo con attenzione sentieri, argini di fiumi o margini dei boschi è possibile sorprendere questi animali. Chiaramente poi andando in là con la stagione non è che questi animali scompaiano, ma ovviamente con l'incremento della vegetazione, con l'aumento di temperature tendono a diventare sempre più scivi e di difficile osservazione. Poi in autunno c'è di nuovo un ritorno di questi animali, anche perché ci sono le nascite di fine estate dei piccoli, perché è più facile trovarli, e poi chiaramente in inverno, essendo animali a sangue freddo, vanno in un periodo di latenza, sarebbe il classico letargo, in cui questi animali praticamente scompaiono. Come vediamo anche alcuni caratterizzati, alcune lucertole o gechi caratterizzati a colori molto molto belli e vivaci in alcuni casi. Ecco, questa è una lucertola muraiola, cioè, per esempio. La bellezza sta anche in questo, perché a volte forse incutono un po' di inquietudine più che altro per la poca espressività, d'altro canto sono animali abbastanza antichi rispetto ai mammiferi. In realtà gli squamati, diciamo, sono gli squamati che sono appunto le lucertole, le lucertole serpenti sono abbastanza moderni in verità, sono comparsi da poco. Sicuramente c'è da dire che i loro colori sgargianti, qua abbiamo la lucertola adriatica, prima c'era una lucertola campestre, si hanno soprattutto durante la stagione riproduttiva, cioè in primavera, quando i maschi praticamente hanno necessità di sfoggiare delle livree intimidatorie verso gli altri maschi e appunto hanno queste livree belle colorate. Ecco, di particolare interesse nella nostra regione, come abbiamo visto prima, c'era un serpentello con gli occhi verticali che pare una vipera, e invece il colubro gatto europeo, ecco questo qua ritratto proprio sopra una roccia, che in Italia si trova solo ed esclusivamente nel Carso triestino. Ed ecco qua questa è la tartaruga carretta, appunto, che in questo periodo... Non facile, credo, da incrociare. No, di solito è più facile trovarla spiaggiata lungo le spiagge, perché chiaramente essendo un animale molto scivo scappa rapidamente, sotto costa è difficilissimo da trovare. Di trovarne ecco, questa è la testuggine, questa è la testuggine di Hermann, che vive in alcune zone costiere. Questa è la testuggine palustre europea, che è l'animale che abbiamo ritratto nella copertina. Questa invece è la testuggine palustre americana, che è l'animale alloctono, che in realtà andrebbe rimosso e tolto dalle nostre zone umide. Eccola qua un'altra testuggine palustre. Questa è molto interessante, è una lucertola di Horvath, mentre si sta nutrendo di uno scorpione, ed è un animale abbastanza esclusivo della nostra regione. Della nostra regione? Sì. Ecco, tornando un attimo alla vipera, visto che hai aperto con le 3 specie che popolano la nostra regione, e anche un pochino sfatando il mito della grande pericolosità, anche le vipere, diciamo, tu le vai proprio a cercare, no? In realtà, per poterle studiare, fotografare.
anche le vipere non è che sia proprio così scontato trovarsele no, davanti, perché forse si pensa che ci sia una popolazione immensa, ma non è così semplice. Insomma. Bastano 2 dati. La vipera è un animale, la vipera in senso lato, quindi sono le 3 specie, vipera al corno, marasso e vipera comune. Sono animali che si riproducono una volta all'anno. Ad ogni parto partoriscono da 6-10 piccoli a seconda delle dimensioni della femmina. Bisogna anche dire che non si riproducono tutti gli anni, quindi addirittura nelle zone montane possono riprodursi ogni 3-4 anni. E non solo, la sopravvivenza della femmina al parto durante il giro invernale può essere molto bassa, quindi muoiono. Quindi in ogni caso non può mai esistere una popolazione in una zona in cui è pieno di vipere. Possono capitare delle giornate particolari, ma sono giornate particolari, soprattutto in primavera, che tutti gli esemplari sono contemporaneamente in movimento, magari molti maschi che stanno inseguendo una femmina in calore. Diciamo. In quel caso lì può sorprendere l'escursionista che può trovare nel giro di pochi metri più esemplari, può sembrare chissà che è arrivato quello con l'elicottero a buttare le vipere, classica cosa. No, assolutamente sono delle giornate particolarmente favorevoli, per me diciamo, favorevoli. Per te sì, ecco. Sicuramente va detto che le vipere non sono mai aggressive, non aggrediscono mai l'escursionista, non si prendono la coda e non inseguono nessuno, sono lì per i fatti loro e se noi la incontriamo e ci fermiamo, l'unica cosa che può fare questo animale è allontanarsi. Un minimo di, di riserva. L'attenzione poi che dobbiamo prestare come in altre cose, mettere le mani senza guardare dove le mettiamo, penso che sia la basta cosa... un ragno insomma. No? Esatto. Sì. Ecco, allora io ve lo rimostro, lo trovate nelle edicole, Retti del Friuli Venezia Giulia di Tiziano Fiorenza, lo trovate in librerie, forse anche edicole? Sì, anche edicole. Anche edicole, quindi eccolo qua, Rettili, non mancate, però caro Tiziano è il momento di vedere che tempo fa e farà nei prossimi giorni. Allora andiamo a vedere subito la prima carta, adesso arriverà, nel frattempo vi dicevo che, eccola qui, guardate, la situazione del pomeriggio di oggi con il cielo sereno sulla pianura friulana, veneta, e degli addensamenti nuvolosi in montagna, per la verità qualche temporale tra il Veneto e il Trentino Alto Adige, da noi qualcosina in Carnia si avvicinava col progredire delle ore, però insomma una giornata buona dopo le piogge di ieri. Le temperature sono arrivate fino a 30 gradi, forse qualcosina di più localmente, lo zero termico intorno ai 4.000. Andiamo a vedere la situazione generale con la prossima carta, riferita naturalmente alla previsione a domani sabato. Abbiamo una giornata all'insegna del tempo buono all'inizio con cielo poco nuvoloso, poi però si fa avanti un po' di variabilità perché ci sono delle correnti umide richiamate che si stanno avvicinando per un fronte in avvicinamento che ci colpirà, per modo di dire, fra la tarda sera di sabato e la domenica, parte della domenica. Quindi nel pomeriggio la possibilità di qualche temporale in montagna, qualche locale temporale, poi verso sera anche in pianura. Nella notte successiva potrebbero essere più diffusi. Le temperature fino a 31 gradi in pianura, quindi cambia poco dal punto di vista termico. Venti deboli, ma andiamo a vedere la domenica. Nella notte ci sono dei rovesci, dei temporali sparsi, entra la bora, entrano i venti da nord-est, bora sostenuta sul golfo di Trieste, al mattino ancora delle piogge forse più consistenti tra la media, la bassa pianura e la costa, meno andando verso nord. La possibilità di qualche rovescio ancora temporale dalla mattina più probabile proprio nelle zone meridionali, dicevo dei venti da nord-est, la temperatura cala un po' nei valori massimi naturalmente per effetto della copertura nuvolosa fino a 26 gradi. Dalla sera, notte successiva, si va verso delle schiarite, il tempo tenderà a migliorare, ne parliamo tra poco. Intanto sguardo sul Triveneto con una situazione analoga a quella della nostra regione, un po' su tutte e tre le regioni del Triveneto, la possibilità di qualche temporale in montagna e anche verso sera in pianura. Vediamo la domenica, va un po' meglio naturalmente sul Trentino Alto Adige perché la perturbazione si sposta verso levante, da noi ancora nuvolosità e qualche pioggia o temporale. Andiamo a vedere invece la situazione dei venti che sono tranquilli nella giornata di sabato, sono di direzione variabile, prevalentemente meridionali nelle ore centrali, segnalo la radiazione UV tra 9 e 10 abbastanza intensa, quindi da stare attenti a proteggersi. Il mare quasi calmo, poco
poco mosso, vediamo la domenica ecco, che entrano i venti da nord-est, si fanno anche sostenuti fino a 15-20 nodi medi sul bacino alto Adriatico, e quindi Bora è il mare che si ingrossa un pochino fino ad arrivare a mosso con l'altezza dell'onda che varierà da 0,5 a 2 metri. Cala la radiazione UV soprattutto dove ci sono nuvole e quando ci sono nuvole. Diamo un'occhiata alla possibile tendenza per la prossima settimana. L'alta pressione africana se ne sta bassina come latitudine, noi siamo sempre in qualche modo sfiorati, lambiti da queste correnti occidentali legate, zonali, legate a questa depressione tra l'Atlantico e la penisola scandinava, quindi ci sarà un inizio di settimana buono grazie a un aumento della pressione sui mari italiani, poi qualche piccolo disturbo verso metà settimana, ma tutto sommato dovrebbe trattarsi di un periodo abbastanza stabile e prevalentemente soleggiato. Cominciamo a vedere gli spaghetti, ci dimostrano questa situazione, queste le possibili precipitazioni a cavallo tra sabato sera e la domenica. Poca cosa, a dire la verità, a vedere da questo modello, poi vedete calma piatta, torna qualcosa più avanti e bisogna andare fino al 5-6 del mese, forse anche oltre, per trovare un possibile, dico possibile, incremento di stabilità, perché in realtà gli spaghetti qua cominciano a diventare più distanti, la forcella, la distanza fra le linee aumenta, quindi vuol dire che la tendibilità si abbassa. Riepiloghi conclusivi e andiamo verso la fine. Lunedì e martedì 2 belle giornate di sole con cielo sereno o poco nuvoloso, qualche velatura, qualche nube in montagna. Mercoledì c'è un fronte che probabilmente ci lambisce con della nuvolosità in aumento, prima sui monti, poi anche in pianura la sera. Qualche temporale possibile, lo zero termico abbastanza elevato, temperature sempre sui 30-31 gradi. Andiamo a vedere l'ultimo pannello che ci mostra ancora bel tempo giovedì, venerdì, tutto sommato buono con un po' di variabilità nuvolosa in montagna, salgono le temperature, lo zero va a 4500 metri, le massime a 32-33 gradi e poi però la possibilità di qualche temporale in più sabato e forse ancora un po' più incisivo, il temporale domenica potrebbe arrivare dell'aria più fresca in quota che va naturalmente a contrastare con quella che trova abbastanza calda. Con il meteo è tutto, naturalmente vi ricordo che noi ci vediamo con gli aggiornamenti a partire da lunedì con ore 7, mattino presto. Allora, il Meteo Weekend termina qui, ma io ringrazio Tiziano Fiorenza per essere stato con noi a parlare di rettili del Friuli Venezia Giulia. Grazie allora Tiziano, ci vedremo sicuramente più avanti. Certo. Grazie a voi per averci seguito, buona serata, buon weekend, allora a lunedì mattina, arrivederci. Questo programma vi è stato offerto da Confartigianato Udine Servizi SRL.